24 maggio, ma capite, 24 maggio, mercoledì, chi sarebbe venuto alla messa? Quasi nessuno. Allora abbiamo anticipato il 21. Una Santa Messa che ha voluto i portosani ancora negli anni 1870 come ex voto per averli liberati. Loro ci hanno lasciato questo annuncio per ringraziare la Vergine Santa per averli liberati dal colera. Quel colera che era scoppiato anche proprio nell'anno delle apparizioni, nel 1855, da giugno, luglio e agosto sono morte 15 persone, anche qui a Porcios, compreso anche il parroco, e in tutta Europa questo colera aveva micidiato ben 20 milioni di vittime. E che quindi la gente di Porcios ha pregato la Madonna. Sta di fatto che alla vigilia della seconda apparizione del 27 di settembre di quell'anno 1855, almeno il colera qui è cessato, mentre in tutto il Friuli ha perversato facendo tante altre vittime. I portosani hanno fatto questo vuoto. Intanto hanno dato l'incarico a un bravo pittore friulano per dipingere la Madonna della Salute, quella è la Madonna della Salute, ex voto dei portosani. E poi hanno anticipato la festa liturgica della Madonna della Salute, che sarebbe il 21 novembre, in tutta la Chiesa Cattolica, al 24 di maggio. Ecco, questa festa è durata tanti anni, dopo penso con il terremoto era cessata, io l'ho ripresa 3 anni fa, proprio 2 o 3 mesi prima che scoppiasse il coronavirus. Ecco, quindi è caduta a pennello, per così dire, poi questo ripristino per continuare a pregare la Madonna della Salute, non più per il colera, ma per il coronavirus e per tante altre malattie. Al termine io reciterò la preghiera alla Madonna della Salute, che è stata approvata anche dal nostro arcivescovo Monsignor Mazzacato. Ecco, abbiamo allora come ospiti Don Dus Giuseppe, che è nativo di Porcius proprio, che ha scritto anche un libro sul suo paese, sulle apparizioni, e come dicevo Don Michele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Sono onorato di essere qui
con voi e qui, proprio vicino al luogo delle ultime 2 apparizioni della Madonna. Devo dire che ogni tanto vengo quassù a pregare un po', magari anche a fare una camminata, e essendo cappellano in ospedale, soprattutto a portare preghiere e a portare le intenzioni di persone che incontro e che sono nella sofferenza. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci affliggono e guidaci alla gloria perpetua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, suo Figlio che è Dio, e vive con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere all'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano,
Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. La manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa, come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro:
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E così, conoscendo un po' la storia dell'apparizione di Porzus, le vicissitudini, poi riguardo alla benedizione della Iancona, che è stata inizialmente per decenni negata, insomma, ho letto il libro di Don Giuseppe e ho notato questa grande forza della popolazione di combattere, di spendersi perché queste apparizioni fossero riconosciute e gli fosse permesso il culto. E a volte uno si può chiedere, ad esempio, ma ci si batte per questo, forse non sarebbe meglio battersi per una strada, per un'infrastruttura, per un servizio, cose anch'esse senz'altro importanti, e magari le popolazioni di montagna sanno quali sono anche le difficoltà. Ma che cos'è di più grande, che cosa c'è di più grande che non poter essere stati toccati da Dio? Che Dio abbia guardato verso di noi, che Dio si sia ricordato e si ricordi di noi. Cosa c'è di più grande di questo? Di avere una madre alla quale portare le nostre suppliche, le nostre domande, le nostre preghiere, le nostre sofferenze e con la quale condividere le nostre gioie. Che cosa c'è di più grande di questo? Io penso che sia questa mentalità, questo sentimento, questo sentire che abbia portato avanti la popolazione di Porzus perché si possa finalmente festeggiare e sia riconosciuto questo festeggiamento dell'apparizione della Madonna della Salute. Ecco, l'Eterno che si è ricordato della creatura. D'altronde lo vedo in ospedale quanto è diverso affrontare la sofferenza con nel cuore una speranza, rispetto invece a una speranza che vada oltre a ciò che è terreno, senz'altro anche con la speranza che le cure funzionino, con la speranza che venga trovata dai medici una strada, ma con una speranza grande che travalica questa vita, che ci ricorda che la nostra sofferenza non è mai inutile, ma è sempre qualcosa che offerto al Signore diventa nelle sue mani un tesoro con il quale Lui può fare del bene per la salvezza delle anime. E sì, perché la Madonna della Salute, salus infirmorum, salute, ma salus è anche salvezza tradotto dal latino. Salvezza. Ecco, se la nostra vita fosse misurata solo su quanto viviamo qui in terra, ci sarebbero anche delle forti ingiustizie e difficilmente riparabili. Anzi, a volte la toppa è pure peggio dello strappo. Ma come diceva Papa Benedetto XVI, sarebbe ingiusta se non ci fosse la possibilità di un risarcimento nell'eternità, se non ci fosse un giudizio giusto e una destinazione
per il paradiso, per la gioia, per la compagnia con la Madonna, i santi e la Santa Trinità. Ecco, in quest'ottica, se viviamo la nostra vita in quest'ottica, allora tutto trova la sua vera dimensione. Ogni gioia probabilmente è ancora più forte perché la sentiamo come un dono, più come qualcosa che ci siamo procurati. Certo, è servito anche al nostro lavoro e al nostro impegno e magari è arrivato un risultato, ma è principalmente un dono. Con questa mentalità di fede ogni sofferenza ha in sé anche una possibilità, un'opportunità di essere utili all'umanità intera, di essere utili a Dio per il suo progetto di salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, che con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, asceso al cielo, siede alla destra del Padre e intercede per noi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, fondata da Cristo Gesù per continuare nel mondo la sua missione, sappia offrire a tutti la novità e la ricchezza del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le autorità dello Stato, promuovano il progresso e la concordia nel rispetto della libertà, della giustizia e della dignità di ogni persona. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti operano nell'ambito della comunicazione sociale, con responsabilità e sensibilità umana e cristiana, servano sempre la verità e la libertà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, questa festa dell'ascensione del Signore risvegli in ciascuno di noi il desiderio del cielo e ravvivi la nostra fraternità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Continuiamo a pregare per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, in tutte le zone del mondo dove c'è la guerra, possano tacere le armi e nascere il perdono e la fraternità. Per questo ti preghiamo. È una preghiera speciale per un uomo, giovane uomo che verrà ordinato sacerdote della nostra diocesi oggi pomeriggio, e per tutti i bambini che si accostano alla prima comunione e ai ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima. Possa lo Spirito Santo rinnovare il loro cuore, la loro vita. Per questo ti preghiamo. E in un momento di silenzio affidiamo al Padre tutte le nostre personali intenzioni di preghiera.
O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio Gesù e lo hai innalzato alla tua destra, donaci di conformarci a Lui per giungere a contemplarlo nella gloria del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Gode gloria del Signore. Ci soccorra, o Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa, ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è soprattutto dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria della Salute, magnificare il tuo amore per noi con il tuo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando, volgendoti all'umile tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Nel nome del Signore, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Vito, anche di Giovanna, di Oriana e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, dolce, di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. La pagina 181, ti ringrazio, oh mio Signore. Che tu ci hai donato, che tu nutri per noi. Alleluia, oh mio Signore. O Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcios hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine,
chiamandoti salus infirmorum, salute degli infermi. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie, dal coronavirus, che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza al volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compia in noi, o Signore, la tua santa volontà. Così sia. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria della Salute, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. La pagina 100, una croce toponense.